Erano circa le 14:30 quando un temporale ha travolto il Padovano. La pioggia, accompagnata da raffiche di vento e qualche chicco di grandine, ha inondato le zone ad ovest di Padova, il comune di Selvazzano Dentro, Abano Terme e Montegrotto. Un nubifragio che ha depositato sul terreno in alcune aree fino a 30 cm d'acqua. Circolazione in tilt in molte strade, via dei Colli nel quartiere di Brusegana poteva sembrare il Canal Grande di Venezia. Allagati anche sottopassi, scantinati, garage con decine di chiamate a vigili urbani e vigili del fuoco. Ad Abano e Montegrotto scesa in campo anche la protezione civile con diverse squadre. Situazione seria che si va a ripetere dopo il nubifragio che aveva colpito la scorsa settimana la zona nord di Padova e Limena. Bombe d'acqua sempre più violente, intense e durature, che sono la dimostrazione diretta dei cambiamenti climatici e che mettono in evidenza il fatto che le misure adottate finora per scongiurare questi eventi sono ormai insufficienti. Occorrerà perciò, in un'ottica futuristica, riformare gli scarichi pubblici ed incrementarne la portata. Sbisciamber Channel News, Padova.